è dedicato a Sant'Orso, uomo umile e caritatevole, il capolavoro dell'arte romanica, i cui capitelli del chiostro sono un vero poema marmoreo, articolato in 40 capitoli. Leggiamo. 4 mostri sorreggono l'arco, le teste si proiettano dagli angoli, il corpo si sdoppia lateralmente, il volto deridente, gli occhi fiammeggianti ricordano temi dell'arte orientale. Nabucodonosor, potente re babilonese, conquistato il regno di Giuda, deportò tra gli altri 3 ragazzi, Azaria, Anania e Misaele. Rifiutando di adorare una statua, furono gettati nella fornace. Le fiamme lambivano inutilmente i 3 giovani, incendiando invece lo spirito dei soldati che attizzavano il fuoco. Finì che Nabucodonosor li liberò con benedizioni. Il terzo è dedicato all'Annunciazione. Giuseppe è vicino a Maria, sua fidanzata. Rara disposizione. Davide, re e profeta, e progenitore di entrambi, celebra l'evento suonando. La Vergine, distesa sul letto, sfinita dal parto, preoccupa Giuseppe. La sproporzione tra le teste ed i corpi è caratteristica del romanico. La ricerca dell'espressione era concentrata sul viso. Il bambino è in culla, riscaldato dal consueto bue e asinello. Gasparre porta l'incenso, ottimo disinfettante, Melchiorre l'oro, Baldassarre la mirra. Erode, in trono, regge il coltello del massacro degli innocenti. Gli occhi allucinati sono indizio di notti insonni, inquiete e tempo di fuggire in Egitto. Giuseppe apre la strada. Ai capitelli hanno lavorato numerosi lampicidi della prima metà del XII secolo. Certamente provenivano dal nord della Francia, o quantomeno avevano ben presente le sculture della cattedrale di Autun, descritti da noi nel documentario Il maestro dei mostri, o del chiostro della più vicina Saint-Trophine di Arles. Il settimo ha volute di acanto, pianta sempreverde. Una pausa nel racconto ci consente di precisare il nostro proposito. Lasciare alle figure sprigionare la magia della forza iconografica. La bellezza, il realismo, la simmetria rassicurante non hanno spazio in queste sculture che furono annerite per rendere ancora più severo l'impatto sul peccatore. Ricco, povero, infine ignudo, il paziente Giobbe, dalla gloria alla miseria. È il santo protettore dei lebbrosi e dei mariti di donne di carattere. La sua serenità sarà premiata da un angelo che scende a terra usando prudentemente una scala. Accanto alla ruota del pozzo, ove Rebecca è solita attingere l'acqua, si reca Eliezer, inviato da Abramo, per chiedere la mano della giovane per Isacco. Il servo incontra Labano, fratello di Rebecca, mentre ritira un secchio pieno. Ricevuto il consenso, Eliezer dona vasi e piatti d'oro. Un altro capitello ornamentale con gigli ed animali.
seguono le arpie, mostri alati, portatori di carestie e tempeste, terribili in alta montagna. Abbiamo incontrato il primo simbolo di tradizione pagana. Esopo e prima di lui Fedro ispirano la sfida tra la volpe e la cicogna. Nel piatto largo la prima ha la meglio, nel vaso stretto e profondo la cicogna se la godrà. Ancora foglie da canto, scolpite da mano diversa però, con precisione e ritmo ornamentale. Gli intrecci del capitello seguente erano in auge tra gli assiri. Tralci, foglie, frutti si raccolgono negli angoli avvolgendoli. L'autore del 15° capitello predilige la sobrietà minimalista. Torniamo a Rebecca. Ha partorito Esaù, il rosso dal pelo abbondante. L'ostetrica è stata efficiente. Il primo sarà buon cacciatore, l'altro un tranquillo pensatore. Il primo piace ad Isacco, buon gustaio. Il secondo è il coccolo di mamma, che gli prepara il piatto di capretto per l'inganno. Isacco è cieco, annusa la cacciagione, la gradisce e pensando sia Esaù ad offrirla, lo benedice, carezzando il manto peloso sotto cui Giacobbe si nasconde. Rebecca gioisce. Labano ha colto per lei un giglio. Giacobbe, ben consigliato dalla madre che prevede la sfuriata di Isacco, se ne va in Mesopotamia. Strada facendo, sogna capre, pecore, montoni e angeli in saliscendi su una scala. Risvegliato, abbevera le pecore di Rachele. Ricco di cammelli, caprini ed ovini, Giacobbe si concilia con Esaù, in presenza delle due famiglie che sfilano allineate dallo spigolo del capitello. I capitelli sono binati, ossia doppi. Il secondo è occupato dai figli di Giacobbe e Rachele, figlie di Labano, e Labano che cerca inutilmente sotto la tenda gli idoli che Rachele gli avrebbe nascosto. Scena centrale del 21° capitello è la lotta di Giacobbe con l'angelo, finito in abbraccio, che premierà il barbuto lottatore con il titolo di Israele, in ebraico forte contro Dio. Seguono altri figli del nuovo re fino alla colonna di rude decorazione carolingia. 4 aquile finemente cesellate simboleggiano l'autorità regale. Ancora foglie, rami attorcigliati con 4 teste di capra agli angoli. 4 personaggi cercano di salire su un albero rigoglioso, forse quello della vita, che i profeti annunciarono. Seguono infatti i 4 profeti minori: Malachia, Zaccaria, Aggeo e Sofonia. Poi Isaia, il primo dei maggiori, Geremia, Ezechiele, Daniele, altri 8 tra i minori, Abacuc, Naum, Michea, Giona, Abdia, Amos, fino a Osea. I 12 profeti minori sono gli autori di 12 libri, così definiti per la loro brevità, in contrapposizione con i 4 maggiori. Il 32° capitello rappresenta la vita ed i miracoli di Sant'Orso, un'opera di commovente semplicità, tuttavia, nella sensibilità popolare, la più emozionante. Vediamo.
Orso spiega al custode dei cavalli del vescovo Ploceano come contare i cavalli affidategli, sollevandogli la coscienza, avendo dimenticato di includere quello su cui sedeva. Non basta l'ironica correzione. Il santo deve intercedere presso il vescovo perché sia clemente. L'infelice servo, nel frattempo, è fuggito, dopo essere stato picchiato, flagellato ed immerso nella pece bollente dagli inviati del vescovo, tardivamente informati dell'atto di clemenza. Il servo narra al santo e qui sta il miracolo, a nostro parere. Non si sa se lo salverà, però predice la morte del vescovo che stimò la vita d'un uomo meno di quella d'un cavallo. Nel finale, demoni e corvi si dividono il cadavere del vescovo perfido ed eretico. Dopo la risurrezione di Lazzaro, tra lo stupore generale seguono gli apostoli Simone ed Andrea. Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, asciuga con i capelli i piedi di Gesù in trono. L'apostolo Bartolomeo benedice Giacomo e Pietro regge ferree chiavi. Si ritorna alla storia del convento. Arnulfo, priore di Sant'Orso, sotto la cui guida fu realizzato il mirabile chiostro, si china innanzi a Sant'Agostino, introducendo la regola di questo nella comunità. Il ciclo figurativo si conclude con un omaggio ad Erberto, vescovo di Aosta, già canonico di Agostino, per aver ottenuto dal Papa Innocenzo II, il 19 novembre 1139, la bolla che riconosce il priorato di Sant'Orso, ed il libro porta inciso Benedicit Priorem, Benedicit Priorem. Noi, molti secoli dopo, lo ringraziamo.